Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Oh woman, don't treat me so mean. You're that old woman that I've seen. I guess you've seen. Eccoci qua, allora ingresso libero, più ingresso libero di così, partiamo con un primo piano su uno spettatore, una persona che ci ha seguito da casa per caso, è vero, diciamo per caso. Per caso il microfono non è da ornamentale, ma è proprio per usarlo. Per caso? Sì, per caso. Quindi siccome quest'anno abbiamo questo filo diretto col pubblico e ogni volta chi vuole, chi si mette in contatto con noi lo ospitiamo qui, così abbattiamo anche la barriera delle telecamere, così ci vede anche dall'altra parte se vuol salutare i suoi familiari a casa. No, no, lo stesso. Non li vuol salutare a casa. No, no, va bene così. Scusi, lei è venuta qui, poi non sembra neanche contenta di essere venuta qui. È contenta o non è contenta? No, no, sono contenta. Va bene, allora adesso assieme a me avrà il privilegio di vedere l'entrata dei nostri spettacolari e meravigliosi ospiti di questa sera. Partiamo con il fantasista Paolo Garroia in arte Gulliver, vieni qua. No, ascolta Paolo. Subito adesso. Paolo, avevamo detto che l'inizio lo facevamo normale, che non c'era bisogno di agghindarsi così. Avevamo detto che volevamo vedere anche la retrospettiva, chi c'era dietro il Se vuoi vedere la retrospettiva posso venire indietro, ecco vedi, questa è la retrospettiva. Paolo, io ti ringrazio se esci dallo studio. Va bene, la carta? No. Ecco, allora, lascio il mazzo completo. Il regista Antonio Pizzurro. No, stai fuori, davvero, vatti a cambiare. Ciao Antonio, te ormai sei un abitué, se ti presento Ornella, se non glielo dite che... Piacere, una telespettatrice finalmente. Esatto. Quando fa lo sketch va bene, ma non c'è bisogno che ma Gulliver lo sai venga che è sempre un rischio così. Cioè, per favore, vieni normale, cioè io ero indeciso se chiamarlo, ma però infatti... visto il tema di stasera ci sta, il tema è la natura, quindi lui si comporta secondo natura, quindi lui vive in campagna, rispetta la sua natura. Ma non so se rispetta la natura degli altri, però. Vediamo, ecco, dai. A questo punto abbiamo la signora Maria Grazia Scampini che ci spiegherà la peculiarità della sua associazione e le sue innumerevoli attività. Che cazzo devo fare? Scusate. Stasera siete vi scambiate i posti. No? È stato lo champagne di prima. Ecco, e dopo, tra un attimo, entreremo nel vivo della sua attività, della vostra attività. Chiamiamo anche Renato, Mancini Renato, scultore, eccolo qua, artista del riciclo. Ecco. Non so se sono io, se è la trasmissione o se è che quando c'è Gulliver va qualcosa in circolo che sono tutti diversi. E poi abbiamo la nostra cantante, la nostra showgirl. Ciao a tutti, anch'io sono diversa oggi, con Gulliver per forza. Anche te? Sì. Cioè, che cosa ti genera Gulliver? Ma intanto simpatia, perché insomma, non puoi non avere simpatia per una persona così. Però oltre certe che il volte personaggio. non hai il limite, non ha la misura. Paolo, dai, ti sei... Ingresso libero. Va bene, proprio perché ingresso libero, ecco. Salve. Te le metti dopo. Buonasera. Buonasera. Manca qualcuno qui. Ma anche in te. Gulliver. Dopo, se deve essere un problema che deve andarne nel nostro rapporto, nel secondo tempo ti agghindi. Strumenti del mestiere. Allora, partiamo, torniamo anche seriamente. Allora, l'associazione, la tua è attiva a Bologna, ma non solo a Bologna. La nostra associazione, che si chiama Manos Sin Fronteras, è un'associazione internazionale. In Italia è presente in tantissime città e porta a conoscenza nel mondo una tecnica che si chiama stimolazione neurale. È una tecnica che nasce come autotrattamento e viene rivolto poi verso gli altri
Quindi parliamo di benessere. Sì, di benessere al 100%, perché è una tecnica che serve a star bene con noi stessi e con gli altri. Diciamo che portiamo a conoscenza anche di un esercizio semplice che si fa in 5 minuti, che si chiama 5 minuti io medito, e infatti l'abbiamo... 2 anni fa abbiamo inaugurato la Notte Rosa a Cesenatico con un flash mob di 7 km di costa con tutte le persone che si tenevano per mano. Abbiamo fatto questa meditazione per la pace nel mondo. Questi eventi vengono poi... in certe zone non è riuscita, in certe altre probabilmente sì. Ci proviamo, perché perlomeno il pensiero positivo perché possa accadere. Noi siamo molto ottimisti e positivi. Invece la tecnica è rivolta a tutti, ma anche finalizzata a entrare nelle scuole, per gli sportivi, nelle aziende. Nelle scuole quindi fin da questa si può apprendere fin da ragazzini? Sì. Dai 6 anni in su, sia la meditazione che la tecnica di stimolazione neurale. Adesso, la tecnica di stimolazione sarebbe? È questo autotrattamento che ognuno impara praticamente toccando dei plessi nervosi sulla sommità del capo e lungo la colonna con i nostri polpastrelli. Andiamo a mettere in movimento l'energia che già è dentro di noi e anche quella che ci circonda, per eliminare blocchi. Insomma, ci conosciamo troppo poco, anche lui a suo modo col teatro cerca di far star bene le persone, no? Chiaro. Cerchi di consapevolizzarle. No? Ma il teatro prima di tutto richiede che l'attore trovi un equilibrio dentro di sé, un equilibrio che viene fuori anche da una serie di gesti. Per esempio l'apparato fonatorio, che è fatto dalla mascella, è fatto dalle labbra, è fatto dal naso. È una cosa utile massaggiarlo prima di cominciare a recitare. È utile farsi degli automassaggi. Il coccige fa parte dell'apparato fonatorio perché è un punto di risonanza della voce. E questo che metodo teatrale sarebbe? No, questo è un metodo teatrale usatissimo nelle scuole di teatro, proprio per arrivare a essere rilassati e quindi arrivare ad un'emissione non forzata. Ci scommetto se ha fatto qualcosa del genere Paolo, che è un autodidatta. Io faccio meditazione a casa con mia moglie, ovvero siccome sono un po' la pecora nera della famiglia, mia moglie mi prende sempre per il baverino e poi comincia a schiaffeggiarmi. Anche quella è meditazione o terapia d'urto? Beh, forse è conflitto. No. È conflitto. Un po'. Ascolta, tu come hai iniziato? Riusciamo a trovare un discorso che abbia un verso una volta? A fare che cosa? Come hai iniziato? Hai sentito un'esigenza di esprimerti, di comunicare con gli altri? Cioè, è un collegamento con quello che hanno detto loro. Avrai sentito un qualcosa che ti spingeva a fare questo anziché altro? Ho sentito una spinta, come ho detto nelle precedenti puntate, guardando e osservando il personaggio di Jerry Lewis, e dal di lì è scattato un amore simbolico, cioè io per simbiotico. Per dire, non so se è capitato a te, l'altra sera ho sentito un'intervista a Loretta Goggi e diceva: io attraverso le imitazioni ho rimosso un blocco di timidezza e sono riuscita a esprimere delle cose che non avrei tirato fuori. Quello è successo anche a me, sconfiggere un po' la timidezza, però mi ha aiutato molto nella vita, anche a colorare un po' la mia vita. Rigidità, certo. A rimanere anche un po' fanciullo in un certo senso. Guarda, anche tu, 26 anni compiuti non li dimostro. Infatti, non li dimostri assolutamente. Tu Valentina attraverso... No, non glielo chiedo. Tu Valentina, attraverso la canzone magari anche tu sei riuscita a... Sì, sicuramente il fatto in miglior modo. Il fatto di cantare comunque fa bene a tutti, anche cantare sotto la doccia, cioè ti rilassa. Poi ovviamente dal momento in cui canti... di te. No. Di una cosa tua. Per me è stato forse più importante invece fare degli approcci di teatro, quello sì, quello mi è servito tantissimo, perché in realtà per me cantare è talmente naturale che era come parlare, per cui non ho visto tanta differenza. Lì sei già sicura di te, però ci sarà stato un momento in cui hai capito che quello era il tuo ambito? Sì, l'ho capito tanti anni fa, quando ho capito che potevo fare
potevo fare del bene a me stessa e alle persone che stavano attorno a me, perché vedevo che la situazione che si era creata era una situazione molto bella. Io vado anche da Mancini e tu Mancini tra l'altro sarai nelle scuole a lavorare con i ragazzi proprio in questi giorni. Sì. Dillo te. No, dillo io. Lo dico io, dillo te. Dico io? Sì, io non Niente, so. no, col fatto che faccio anche le sculture con i rotami, mi sono messo anche a fare laboratori creativi per i bambini che praticamente con della cianfrusaglia, con niente, riusciamo a tirar fuori dei giocattoli, degli oggetti, Quindi è anche ecologico, vuoi dire? Quello vuoi dire che è ecologico? Sì, sì. Ma sì. è mai capitato che ti sono venute delle opere talmente brutte che hai detto se con questo ferro qui facevo un tavolo era più utile? No, non mi è mai capitato. Ti vengono e sempre poi è bene. importante rimanere bambino, hai detto. Hai detto che uno rimane bambino, no? Cioè, è importante rimanere bambino e continuare a giocare, perché l'adulto che non gioca non è... Il bimbo che non gioca non è un bambino, l'adulto che non gioca ha perso per sempre quel bambino che era dentro di lui. Quindi... Mi guardi come se ti dovessi dire sì o no, va bene, è un'opinione tua, cioè, promosso, praticamente io sono promosso, Renato, promosso. Grazie. Sono d'accordo. E quindi, per me, per fare quelle cose lì, sono rimasto un po' bambino e sono contento di esserlo. E io mi ci diverto anch'io, hai capito? Tra l'altro ti è sfuggita di mano e questa attività e le tue opere le espongono in città anche lontane dalla tua Massa Lombarda, no? Sì. Da dove sei andata a esporre? Dove sono esposte? Ma le mie soddisfazioni più grandi sono state, a Merano, alla passeggiata Tappainer ho 5-6 insetti, al giardino botanico, Cervi e Città Giardino, sono 6 anni che faccio la rotonda per il comune di Lugo, sempre con tutti i rotami. Ecco, più quelli delle auto quando si incidentano e dopo te li usi. Quella sarebbe il massimo. Cosa sarebbe un'atomica, è una soldatrice, faresti delle sculture che... Tra l'altro te hai proprio l'animo artistico. Io mi ricordo, stavo cianfrusagliando su Facebook, ho visto che avevi messo su Facebook una foto dove avevi fotografato per dire l'artista è quello che riesce a vedere quei particolari lì. Eri riuscito fotografando una pozzanghera d'acqua dopo un temporale a forma di cuore, a riprendere un arcobaleno anche. Anche sì, ecco. sì. Quindi ma a chi verrebbe? Io gioco di continuo. Quindi è questo l'animo dell'attore, Antonio? Sì, ma è una questione di equilibrio, ognuno cerca e spera di trovare il suo, no? Quindi l'artista trova il suo equilibrio evidentemente nel rapporto con gli oggetti, con le cose. Ma tornando un attimo al discorso che faceva Maria Grazia, che era quello comunque di trovare un equilibrio interiore, questa è poi l'eterna ricerca dell'uomo. Voglio dire, fin dai tempi del romanticismo abbiamo i filosofi anche come Kant, per dire, che parlavano di un equilibrio fra l'uomo e la natura. Dicevano che la natura e l'uomo sono tutta una cosa, un corpo unico, e l'uomo ha la responsabilità e la dote di avere l'autodeterminazione, la consapevolezza e quindi la responsabilità poi di tutelare tutto il resto del mondo. Quindi diciamo questo tema del macro equilibrio poi lo si risolve attraverso la ricerca dei microequilibri, cioè degli equilibri di ognuno all'interno di questo unico corpo. Quindi questa è una ricerca importante, molto raffinata ed estremamente salutare, perché poi essendo un unico corpo, chi sta bene al mondo fa star bene il mondo. E poi questo, no? E quindi, Maria Grazia, quindi ogni giorno uno potrebbe dedicarsi un attimo a se stesso, Dovrebbe. Autocurarsi, se ho capito bene. Dovrebbe. Ecco, io non parlo di autocura perché noi non abbiamo la presunzione di dire mi sono espresso male. No, anzi, prendo spunto da questo tipo di espressione perché proprio non voglio che passi questo messaggio. Noi non siamo assolutamente medici, quindi non abbiamo la presunzione di dire che con questa tecnica risolviamo i problemi
problemi del mondo. Diciamo che è una tecnica che va di pari passo con la medicina tradizionale, di conseguenza aiuta e supporta quelle che sono le cure che i medici ci consigliano di fare. Tant'è vero che, come adesso diceva... quell'uomo lì. Antonio, ti chiedo scusa. Come diceva Antonio, giustamente è importante stare bene con noi stessi, perché solamente in questo modo possiamo far star bene le persone che ci sono accanto. Però c'è una conseguenza. Adesso io non mi riferisco a te, però io conosco quasi tutte le persone dicono che bisogna star bene con se stessi. Per me la maggior parte lo dicono ma non lo capiscono neanche loro, perché sennò il risultato non sarebbe questo. Sì, perché le persone difficilmente riescono a dedicare, anche nel caso della nostra tecnica, quei 5 minuti a se stessi. Se non partiamo da questo presupposto, che comunque dobbiamo dedicarci un minimo di tempo, non riusciremo mai a trovare un equilibrio. Tant'è vero che adesso col Comune di Bologna, attraverso l'assessore... Prenda nota delle cose che le interessano a lei. Maria Raffaella Ferri, abbiamo già iniziato dallo scorso anno, stiamo portando avanti un progetto e stiamo portando avanti insieme ad altre associazioni nelle carceri la casa circondariale, quindi abbiamo portato una cosa la con le tecnica, istituzioni assolutamente. Infatti, quindi per dire che insomma... E siamo tutti volontari, questo lo preciso, nessuno percepisce nulla, noi dedichiamo il nostro tempo perché abbiamo visto dei risultati, quindi ci crediamo. Bruna, mandiamo adesso, si è presa la fissa del ciclismo, mandiamo le interviste che abbiamo fatto ai cicloraduni e vediamo un po' cosa pensa la gente comune in giro. Ce l'ho, lo mando su subito. No, quest'altro anno. Quest'altro anno, se ne va parliamo bene. adesso. Noi siamo quelli che abbiamo montato la festa e poi dai bravi! La facciamo andare avanti. Bravi! Che siamo un bel gruppo. Lei ha fatto una scuola di ciclismo? Io ho iniziato piano piano così. Cioè, è autodidatta? Autodidatta? No. Così io ho iniziato così piano piano. Quindi non va forte? No. Se hai raggi alla bicicletta? No, cosa vuole che le dica? Li hanno fatti i raggi? No, io guardi. Non li hanno fatti? Guardi, il vero ciclismo è il modo di andare in bicicletta dei cicloturisti. E lei ci tiene ad avere il filmino del... Per forza, perché noi non abbiamo mica visto a Conselice. Prenda i nostri dati, abbiamo la segretaria qui. Che numeri? Scusi, ma lei è un Latin lover? 05, il prefisso 05 cosa? 4, 5. Ah, ecco, si era dimenticato gli ultimi 2 numeri. Confondersi. Preferisce che la chiami io? A che ora la posso chiamare per non disturbare? La chiamo io. Di notte, queste signore qui mai. Di la tua definizione di ciclista. Gastrocicloturista. C'è dentro praticamente tutto. C'è tutta la storia. No. Scusi, stiamo cercando quelli di voi disposti a devolvere in beneficenza quello che guadagnano oggi. Chi? Ma la società qui? No, quello che pagano lei oggi per i suoi chilometri lo devolve? Sì, io vado bene anche così, se sono contenti gli altri. Lo dà in beneficenza quello che guadagna oggi, Sempre lo do in beneficenza. Io do tutto alle TV locali, a quelli che fanno i servizi nei cicloraduni. Noi non c'è mai arrivato, questo allora bisogna che sentiate con l'Usi, con quella gente lì. Con l'Usi? C'entra l'Usi anche qua? Un bel sito, insomma uno di loro due. Per fortuna c'è il Vaticano che dà tutto ai poveri. Il Vaticano si batte contro la povertà, infatti guardi al Vaticano la povertà l'hanno sconfitta. È vero, è evidente che l'hanno sconfitta, sì, è chiaro, sì. E dobbiamo far così anche noi. Adesso con un paio di millenni forse impareremo, però sì. Non siamo mica al mondo, né io né lei. Scommettiamo che muore prima lei?
Ah, tanto hanno più, hanno meno rispetto all'infinito, cosa c'è? No, perché la sto per ammazzare, perché mi sta facendo perdere il treno Se iniziamo a sportare ciclismo all'estero. Ma ce l'hanno già anche loro, però l'Italia come ciclismo è abbastanza avanti. Quanti chilometri potrebbe sportare all'anno? 10-11 mila. Ecco. In che stato le piacerebbe sportarli? Come in Francia, dove sono più avanti di noi. Non troviamo un ciclista che ci definisca la sensazione che prova quando pedala col vento che gli lambisce la pelle e i profumi della primavera e dell'estate che gli arrivano alle narici. Si guarda la natura, perché andare in bici con l'iPod o altre cose non è più andare in bici, è una specie, diciamo, di ginnastica all'aperto fatta con la musica e non si apprezzano i profumi e i suoni della natura. Lei finisce sempre per andare in profondità nelle cose. No. Glielo dico io. Vabbè, se lo Lei è un poeta. Se lo dice lei. Mi meraviglierei se lei scrivesse anche qualche poesia. No, assolutamente, assolutamente. Noi italiani abbiamo una brutta abitudine che ci dimentichiamo molto facilmente da dove veniamo. Questo è il guaio. Perché adesso vedi poi la situazione. Ma lei non sa da dove viene stamattina? No, io lo so da dove vengo, poi ho anche fatto fatica ad arrivare qui. Se per quello. Perché fare tutta pianura è un disastro. Quindi ecco, ha detto però, vedi, simbolicamente ha detto una cosa importante, chi fa fatica si ricorda da dove viene. Lei cosa mi dice l'altro giorno? Gandhi cosa andava a fare? Andava a pulire i gabinetti, no? Si ricorda? Ah, io mi ricordo tutto, guarda, io ho la memoria, ce l'ho ancora buone, capito? Però la gente si è dimenticata, perché ci sia un avvenimento nuovo come una partita di pallone, si è dimenticata che dietro magari ha molto di debiti da pagare. La moglie mi ha sgridato. Beh, se lo meritava stavolta. Sì, perché non ha fatto i lavori di casa. Vuole chiedergli scusi in diretta alla moglie? Ah, posso chiedere anche scusa, anzi le darò un bacio di qua, perché di là non potevo fare niente. Faccia vedere su di me come glielo darà il bacio. Su di lei, un po' piano, perché qui non è che andiamo oltre. Siamo sportivi, non possiamo mica fare sesso. Ah no? Dicono che voi ciclisti rovinate tutte le strade con le biciclette. Roviniamo le strade. Siete in tanti? Forse lasceremo qualche rottame in giro, ma non roviniamo le strade. E allora chi è che le rovina? A chi è il maltempo, poi chi? Niente, l'incuria. La curia? La curia. L'incuria, Non diamo le colpe al clero o che so io, Monica. Davide. Monica. Davide. Andiamo verso l'infinito. Insieme? Per sempre. E anche dopo? Verso l'infinito? Aspettate un attimo almeno, dai, aspettate! Buonasera, buonasera. Abbiamo un privilegio, a proposito di rapporto con la natura e con le cose, col mondo, di avere qui con noi una persona che della natura ha fatto la professione, il signor Gaspare, contadino doc. Allora, signor Gaspare, com'è andata? Bene, adesso l'altro giorno è venuto un politico a fare campagna elettorale. Faceva campagna, sì. Faceva campagna, ma non sapeva mica niente. Faceva campagna, scusi. Non ho neanche capito di che partito era. Ma lui veniva a fare campagna. Ha iniziato a dire delle cose, ha detto perché non bisogna mettere il carro davanti ai buoi, ma abbiamo il trattore? Cioè, pensa che siamo rimasti nel Medioevo? Era una metafora questa. Non si può tirare l'acqua al proprio mulino. Beh, abbiamo l'acquedotto, ce ne saranno 4 di mulini ancora funzionanti in Italia. Sa, loro vivono di metafore, cercano di parlare attraverso i simboli. Però non si può chiudere la stalla quando sono scappati i buoi. Non saprebbe distinguere un bue da un muflone, secondo Che poi me. a lei scapperebbe il trattore, non i buoi. Me lo dovrebbero rubare, perché il trattore certo, non l'ho mai certo, visto scappare un trattore. Infatti, a volte capita. No, perché gli uomini fanno i disastri, poi anche la mucca pazza, non è mica diventata pazza. Cioè, pazzi quelli che facevano quegli esperimenti che gli davano da mangiare dei farinacci a base di ossa tritate, di carne. Cioè, la mucca è un animale... È un animale intelligente.
è un animale erbivoro. Ah, erbivoro, sì. Il leone è un animale carnivoro, se gli dai dei ricchi abbiamo il leone imbecille, cioè è l'uomo che fa i disastri. Cioè, quel signore è venuto a fare la campagna, ma che campagna? Quello andrebbe bene in città, nel centro storico, nella zona pedonale. Bene, bene. Comunque vediamo che il suo parere ci ha fatto molto piacere, ci interessa molto. Cos'è che dicono da là? Dicono che devo continuare a parlare. A proposito... pubblicità hanno detto, eh? Hanno detto pubblicità? Bene. Don't you come back no more, no more, no more, no more, you know, Jack. Don't you come back no more. Oh woman, don't treat me so mean. You're that old woman that I've seen. I can't see you say. Don't you come back no more, no more, no more, no more, you know, Jack. Don't you come back no more. Oh woman, don't treat me so mean. You're that old woman that I've seen. I can't see you say. Ma forse è quando tu voli, rimbalzo dell'eco e stare da soli, conchiglie di vetro, la luna, il falò, il sonno, la morte, e credere o no, Margherita di Campo, la riva lontana, Artù, Baobao e la fata Morgana, folata di vento, punta della collina, mistero profondo e una piccola vela, tramontana dai monti, domenica sera, ed il contro di pro, voglia di primavera, è la pioggia che scende, vigilia di fiera, è l'acqua di marzo, e c'era non c'era, sì, forse è il mondo com'era, Madame Adore, burrasca passeggera, una rondine al nord, la cicogna alla gru, un torrente, una fonte, una briciola in più, è il fondo del pozzo, una nave che parte in un viso col broncio e stare in disparte. Credo, spero, racconto un racconto, la goccia che stilla, un incanto, un incontro, è l'ombra di un gesto, qualcosa che brilla, mattino che qui, la sveglia che trilla, è la legna e il fuoco, è il pane e la biada, caraffa di vino, via vai della strada, un progetto di casa, lo scialle di lana, è un canto cantato, nantana nantana, è un passo che senti che viene, che va, il profilo dei monti col sole a di là, è la pioggia di marzo ed è quello che è la speranza di vita che porti con te. Ma forse è quando tu voli, rimbalzo dell'eco e stare da soli, la rosa, lo yo-yo, ninna ninna, oh, un dolore però tanto male non fa, nella pioggia di marzo ed è quello che è la speranza di vita che porti con te. Ma forse è quando tu voli, rimbalzo dell'eco e stare da soli, è un passo che senti che viene, che va, è un grande orizzonte, è quel che sarà, è la pioggia di marzo ed è quello che è la speranza di vita che porti con te. Ma forse è quando tu voli, rimbalzo dell'eco e stare da soli, ma forse è quando tu voli, rimbalzo dell'eco e stare da soli, ma forse è quando tu voli. Forse è quando tu voli, rimbalzo dell'eco e stare da soli, ma forse è quando tu voli, rimbalzo dell'eco e stare da soli, ma forse è quando tu voli. Grazie. Allora Paolo, tutti guardavamo se aveva un senso quello che facevi, non l'aveva. Accompagnamento da Copacabana. Hanno detto comunque, bravissimo il comico, sì, vero. Quello della puntata precedente, ecco, non quello di stasera. Non ero allora, io. Lei ha, dicevamo prima anche col signore laggiù in fondo, se aveva dei pareri su quello che stava accadendo, se li ha, non è mica detto, c'è anche gente che vive benissimo senza pareri. Devo
essere sincera. No, non deve essere sincera, perché con tutte le persone false che ci sono in giro non c'è bisogno che sia sincera, sia falsa, No, dai. no, un attimo. Quindi è falsa o sincera? Sincera. Ok. Secondo me, insomma, mentre li stavo ascoltando mi sembrava quasi interessante quello che dicevano. Quindi, C'è quel quasi che non si capisce se vuol dare più significato alla parola interessante o il quasi. Beh, oddio, diciamo, cioè, voglio dire, quasi interessante, quindi mi ha colpito lui. A lui colpisce sempre. Davvero? Con i suoi rottami colpisce se fa male, fa... No, veramente, anche la signora, così, mi piacerebbe sapere di più, però insomma... Poi, insomma, adesso, voglio dire, non è che deve fare la par condicio da dare un aggettivo a tutti. No, ma quando arriva a me li interrompe. Vabbè, lo dica anche lui. sì, anche quello che ha detto devo appurare, in effetti, se è proprio così. Deve appurare, Sì, devo appurare un po', però mi stanno incuriosendo questi soggetti, perché in effetti uno un po' strano. Attenzione, carica. No, vabbè. Sentivo, no, perché se viene lo spettatore e fa una conferenza, sentivo che parlavate di una cosa molto importante. Quali sono oggi quotidianamente i motivi maggiori di essere stressati? Sì, infatti stavo chiedendo a Maria Grazia, perché mi incuriosisce a questo punto, perché ci sarà anche uno standard più diffuso di un altro. Sì, i motivi sono vari, però c'è moltissima insoddisfazione nelle persone. Insoddisfazione e la mancanza di capacità di godere di quello che la quotidianità ti offre. Ossia, sono sempre le persone, molte persone, non tutti fortunatamente, ma molte persone sono proiettate su quello che potrebbero avere, che potrebbero ottenere, che potrebbero fare, mai pensano a quello che hanno, casomai hanno una gran salute e non la tengono in considerazione, hanno un tetto sulla testa, ma quello è scontato, hanno una bella famiglia, insomma. Potrei dire in sintesi, se ho compreso bene, che tra voi due sta nascendo un feeling da cui state un po' lasciando fuori gli altri, però non è praticamente tanto anziché accontentarsi e raggiungere un equilibrio interiore conoscendo i propri limiti e le proprie potenzialità, si cerca di essere qualcun altro. Bravo. È così? Perfetto. E quindi da lì scatta la frustrazione. Infatti. Vabbè, questa società però crea molti ignoranti psicologici, Siamo molti. Nel senso di ignorare. Diciamo che è una grande vetrina che offre tante cose che non possiamo permetterci. Cosa voleva dire Valentina? No, volevo appunto prendere un attimo la palla al balzo Hai di poco quello tempo, che diceva Maria Grazia. Tu mi cerchi sempre di mettere difficoltà, ma non ci riesci più. Perché io ho fatto il corso di stimolazione neurale, sono calmissima, sono bella, frizzante, allegra, però ho trovato il mio benessere. Brava, e me lo cerco tutti i giorni per quei 5 minuti, che poi in realtà poi faccio un po' di più, però insomma. Sì. E no, volevo dire che molte persone di successo che vediamo in televisione, nel cinema, soffrono di depressione, probabilmente proprio perché non hanno scoperto la loro ricerca interiore in senso proprio meditativo. Magari si rifugiano nei personaggi che mettono in scena in teatro o al cinema, ma poi quando sono a casa con loro stessi, iniziano ad avere difficoltà. Ma questo lo dici perché sai che in piccola percentuale capita anche a te, se no non lo sapresti. No, per analisi in realtà. A te non capita? No, a me non è capitato. Però il discorso della Gorgi, vabbè, mi è capitato, però non per questo, davvero. Il discorso della Gorgi che hai citato, che attraverso le imitazioni ha risolto problemi suoi di depressione, è esattamente quello che ha detto Valentina. Cioè, io ho detto di timidezza. Calandosi nei panni di un altro, ti crei una piccola barriera che ti consente di rilassarti, di essere te stessa. È proprio un gioco strano, ma secondo me può essere una soluzione. E quindi poi alla fine però ti dimentichi di se stesso, come dice lei,
E quindi... Va bene, stai attenta a non cadere sulle opere d'arte. No, io li sto ammirando invece queste opere. Noi adesso mandiamo veramente eccezionali. gli spot che mi hanno fatto registrare a me, un'altra volta poi li registriamo con la voce anche di qualcun altro, del Teatro della Buon Umore, mandate gli spot che intanto te ti prepari, quando saremo di nuovo in scena ci farà un numero finalmente giusto. Un bel calendario di prosa, giovane, teatro di temi, teatro impegnato, teatro comunque brillante. Abbiamo il ritorno di Fabrizio De Giovanni del gruppo Itineraria che collabora spesso con Dario Fo, con Gran Casino, uno spettacolo che denuncia il problema della ludopatia. Abbiamo il Teatro Blu di Silvia Priori che è una delle più grosse realtà a livello italiano come teatro stabile, diciamo. Questo è solo un assaggio, gli altri spettacoli li trovate nel Depliant, li trovate sul sito della Bottega del Buon Umore. Dai, vi aspettiamo, ciao! È arrivato il momento, sono in partenza i corsi di comicità antistress a Bologna, a Casalecchio, a Castel San Pietro e anche a Imola. Per informazioni 339 444 9494. È chiaro? Cosa? Che ridere è una cosa seria. È vero? È vero. No, scusa, allora partiamo con il numero di Gulliver. Non avete visto il mio coniglio? Facciamo vedere il coniglio? C'è stato un piccolo... Allora dai. Prego, musica! Musica! Ah, non ci eravamo capiti, dai. Ecco. Cioè, tanti bei discorsi.
tanti bei discorsi, poi se la natura umana... Esatto, già pensavo agli animalisti che... Perché non avevi visto il mio coniglio? Che poi questa scena qui, sei sicuro che vada fatta così lunga? Cioè, non si può sintetizzare in 20 secondi, tipo no, bisogna creare una suspense. Ci sono anche i peluscisti. I peluscisti. Non moriva mai. Ma era un peluche. Sì, una volta mi hanno fermato i carabinieri e mi hanno detto guardi che lei non può trasportare animali senza la rete di protezione. Ho detto guardi che è un coniglio di peluche. Ma la razza non ci interessa, lei non può trasportare. Vedi che vedi, il comico delle volte ha sta caratteristica, fa più ridere nella vita che nella cosa che si è preparato. Sì, è vero. Anni. No, anni che non lo facevo, ecco. Te con che registi hai lavorato? C'è quello che... Poi c'era l'altro, che adesso... Vabbè, non vuoi fare differenze tra l'uno e l'altro, no. Ho capito. Mancini, allora, e quindi vai spesso nelle scuole? Sì, ultimamente abbastanza. E ho notato che i bambini, se li stimoli, cioè la fantasia e la creatività la tirano fuori. Quindi le maestre Ci sono di quelli che sanno già, perché noi di solito facciamo così, facciamo portare della cianfrusaglia ai bambini, vedi? Vecchi CD, o sorpresini dell'ovino Kinder, barattoli di plastica, mouse... vedi con la presa scarta, ho fatto l'elefantino, col microfono, il coccodrillo, vabbè. Cioè, perché poi... quelle li hanno fatti i bambini? Li abbiamo fatti insieme, sì. Insieme. Una tartaruga con un guscio di noce. Ognuno ha la sua sportina e c'è già il bimbo che dice io con questa roba voglio fare questo. Tu me lo incolli, naturalmente non posso andare nelle scuole col flessibile da taglio e la soldatrice, con la pistola dalla colla a caldo, forbici Cioè, quindi ti richiedono le maestre, sì, sono contente. Ho fatto il CRE quest'estate, anche scuole materne, elementari, si divertono molto i bambini. Lei tolga, aspetti un attimo che abbiamo dei problemi, non so se si può far vedere lo sponsor, togli lo sponsor. Gliel'avevo detto. Quindi, va bene, tutte cose comunque per stimolare la creatività, per andare in contatto con se stessi. La fantasia e la creatività. Per stare in mezzo agli altri. E per giocare in mezzo ai bambini. Quindi ognuno ci arriva da un punto di vista, da una prospettiva diversa. No, ma è interessante l'uso diverso delle cose, no? L'uso diverso rispetto alla destinazione delle cose. Sì. Non so, lo sgabello che diventa un portafiori, adesso la cosa più banale. Il casco da bici che diventa una coccinella. Questo qui è un gioco che si faceva da bambini, no? Sì. Che si prendevano degli oggetti, ci si giocava e ci si immaginava che... Io iniziai allora e non ho mai smesso. Beh, certo. E non smetterò mai. Io ho appena inventato il coniglio che fa anche da fazzoletto. No. Non si riesce mica, siamo in diretta, non si può tagliare questa, peccato. Sì. Perché non la vai a fare in un'altra trasmissione una cosa così? Anche perché non mi devi chiedere di prendere al volo il coniglio adesso, da ora in poi. No! Come bandiera! E quindi... A vedere se allontani un po' i bambini da sti Pokémon, dal Pongemon. Dal Pokémon? Sì, al Pokémon, quello lì, vedi, quello è il Pokémon. Quello di ferro? Quello là, il primo. Il primo, quello piccolo. E il piccolino è il Pongemon. Il Pongemon. Quello è Pokémon. Sì. Che se giochi con quelli ti prendi il tetano. E te vai nelle scuole, Paolo? Sì, guarda mio figlio. Vabbè, quindi non ci vai. No, vado, poi mi chiamano per fare le feste. Te lavori tanto con i bambini, che differenza c'è tra giocare con gli adulti e giocare con i bimbi? Che a volte gli adulti non vogliono giocare, i bambini vogliono giocare sempre e di conseguenza io mi lascio trasportare e divento come questo coniglio, un pupazzo al loro dominio. Cioè loro fanno a te quello che hai fatto te al peluche. Sì. È così. Praticamente, però è un pubblico attento, il pubblico piccolo, perché a volte mi lascia sorpreso su quelle battute che io magari dico negli spettacoli con un pubblico diciamo più adulto e il bambino recepisce, capisce, ride. Di bello c'è che tu non ti risparmi sicuramente quando fai spettacoli. Io mi ricordo, perché tu sai fare anche, cioè le arti da strada le sai fare, non dico tutte, ma ne sai fare tante. Quest'anno ho iniziato anche il fakiro sui vetri.
Ecco, io non esagererei, perché io ti ho già visto fare il mangiafuoco, è che lui si immedesima, non si dà bene, perché ovviamente vi spalmate qualche sostanza prima. Ecco, questa è una cosa che finito lo spettacolo, io ti ho visto parecchie volte bruciacchiato. Certo, ecco, una cosa che io vorrei sfatare, quando un mangiafuoco, no, lo dico perché ho visto molti mangiafuochi io ti ho visto te sbruciacchiato, piangere, depressi, dopo che hanno sparato l'inverosimile, un mangiafuoco, ti giuro, quando è in pieno regime consuma quasi più di un camion. Il bambino che vuole dire, sì ma comunque è fuoco finto, sì ma comunque ti spalmi qualcosa, assolutamente non ci spalmiamo niente, io almeno vado con la pelle nuda, non ho più un pelo neanche a pagarlo. Ah, e quindi è un depilante il certo. Ho capito. Ma si vive di teatro da strada? Se lavori si vive o no? Diciamo che bisogna vedere che livello di vita vuoi, se vuoi la Ferrari non vivi, se vuoi la 500 devi comunque, ai livelli che sono io, comunque avere anche qualcosa alle spalle, un altro lavoro, sì, quindi un'altra cosa, perché sì, non riesci questa è la realtà delle cose, molti dicono ma tu fai solo questo per campare, come se è un illuminare, un ma forse te lo chiedono, come dire, è questo tutto il contributo che dai tu alla società? Forse in quel senso loro te lo chiedono. Do il sangue e i peli anche. Comunque effettivamente è più depilato di una bella donna ed è a fare il mangiafuoco. Mia moglie è arrabbiatissima perché ho le gambe, guardi che roba, e non me li depilo, e non passo neanche il fuoco, eppure ho 4 peluzzi in croce. E tienili cari. Tienili cari. Li tengo cari, infatti. Mi fanno segno dalla regia che è interessantissimo questo argomento, ma se cambiamo allora va bene lo stesso. Sai da dove vengo? Dal Peloponneso. Quindi, ma lei potremmo fare qualche esempio con qualcuno? Potrebbe avere come allievo qualcuno dei nostri ospiti? Sì, per far vedere dove sono i centri vitali che utilizziamo. Ah sì, cioè l'indirizzo là, non facciamo niente qui, dice. Ma un trattamento si può fare, però sarebbe troppo bene avere un po' di silenzio, mi sembra assurdo far stare zitti tutti quanti. Sì, c'è l'ambiente adatto. Facciamo un'altra volta e non c'è Paolo in studio perché non ce la fa, non ce la fa. Mostravo come capo, io mi davo come, non dico capo, come assistente, ecco. Comunque il 17 di questo mese noi teniamo una presentazione gratuita a Bologna e un primo corso, se qualcuno volesse partecipare, basta che vada sul sito www.manosinfronteras.org e vede praticamente i corsi che vengono tenuti in Bologna e può telefonarmi. E quindi avete vari livelli, no? Cioè, sì, sono 3 incontri, primo, secondo e terzo livello. Perché bisogna conoscere anche il proprio corpo. L'altro giorno mi si era addormentata una gamba, l'ho svegliata, perché dopo sta sveglia di notte e non prendo sonno io. Sì, io mi sveglio quando mi arrivano i palini di saldatura. No, non c'è uno che dica una cosa che uno la dice oltre, va sempre oltre. Niente, Paolo, volevi la parola? No, c'è la nostra ospite. Vuol fare una domanda alla soubrette? Vuol chiedere qualcosa? C'è la soubrette e il soubrut. Quindi ecco, te vedi, ti sei evoluto, adesso lavori anche sui giochi di parole, sul doppio senso. Certo, come prima ti ho detto vestito da coniglio, vengo da Conegliano Veneto. Quella io non l'avrei ripetuta se fosse, bastava una volta, non ripeterle, basta una volta. Scusa, ma l'ho detto perché inconsapevolmente. Inconsapevolmente. Quindi se lei da casa vuol cambiare programma, qualcuno la capirà, e qualcuno, se vuol guardare noi, qualcuno la capirà lo stesso. Microfono. Rimarrà un grosso segreto quello che ha detto. Ci sono quelli. Diciamo che mi aspettavo qualcosa di peggio, invece mi sto incuriosendo. Lei che programma guarda di solito? Ma io guardo pochissimo televisione. Non guarda televisione, questo va bene o va male, non lo so, dipende. Per i televisivi va male, chi vive di televisione. Cioè, perché lei cosa va? Esce con gli amici? Dove va? Cosa fa? In giro, vado a ballare, vado al cinema, vado a vedere spettacoli. Va a vedere spettacoli. Loro due li ha mai visti, i spettacoli con la regia di Antonio? No, lui no. Non l'ha mai visto. Lei l'ho sentito una volta cantare. Una volta? Sì. E adesso li andrà a vedere? Brava. Grazie. Brava. Andrò a vedere le sue sculture perché mi ha colpito questo signore qua. Mancini, con una telecamera del tecnico cosa potremmo fare? Che scultura verrebbe fuori? Un frullatore. Di ogni. Ecco perché... Di ogni.
Ne avete delle rotte? Delle rotte, non ne abbiamo delle rotte, no, qui non abbiamo niente, no. Perché se avete qualche rottame me lo date. Io avrei mia suocera. Lo portiamo, e lo trasformiamo, poi vediamo cosa salta fuori. Fa anche scenografie per il teatro? Sì, ne ho fatto per i ragazzi. Quindi anche delle richieste. Anzi, ultimamente, adesso salterà fuori un mediometraggio di Alessandro Lonzi di Ravenna, Clissia. E io gli ho fatto la biga, il cavallo. Quindi la chiamano già anche per l'oggettistica cinematografica, vedi? Se si chiama così, sì. Ma poi ci divertiamo, anche con i bambini, è un divertimento con me, perché gli faccio tutti quanti i versi degli animali, cioè è una baraonda oltre al laboratorio. Cioè come sarebbero i versi degli animali? Scusa, in che senso i versi degli animali? Fantastico. Cioè, questo è uno, poi... Ma non ce n'è uno normale qua. No, c'è uno proprio... Se sei normale, sei finito. È così che bisogna essere per divertirsi. Cioè, come bisogna essere così. Tanto da un momento all'altro c'è qualcosa che ti fa piangere, quindi ridere sempre. Va bene, a sto punto facciamo un po' della fattoria. Senti Paolo, senti mo che... Nella vecchia No, lui fa... C'è la gallina, c'è il gatto, tu fa la regia, c'è il cane, c'è il cinghiale, c'è la pecora, c'è il trattore che non va in moto. Qui, basta. Giuro che non si sono preparati. C'è il tacchino. Ma per favore. La rana la faccio io. L'anatra. La rana. Quella lì però è rana. È modificata. No, mi sembrava il mio orologio quando lo carico. Prova ancora. Ascoltate, qui sta diventando un'altra cosa, sembra Geo and Geo, quelle cose. C'è la faccia da sveva. Non ci credo. Ecco, comunque, ma quello che è pazzesco, che io non mi ci sto neanche a spiegarlo perché non ci crederà mai nessuno, che questi due non si sono neanche parlati. Appunto, non hanno lo stava certo dicendo provato. Valentina. Cioè lui è venuto 5 minuti prima, lui 10, non si sono neanche parlati. Lui è stato sempre nello stanzino di là. Veramente io oggi alle 15 non sapevo ancora che dovevo venire qui. Ecco. Quindi di animali, cioè qualsiasi animale dicesse, lui lo faceva, cioè se avesse detto anche il Barbagianni no, ma anche il Va bene così. Pappagallo? Il pappagallo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Antonio, ma mi sembra di sedali essere andato tu, un po' fuori che tema. siamo andati un po' molto fuori tema. Un po' molto fuori tema. No, è sempre natura, gli animali fanno parte della natura, quindi siamo in tema. Poi ovviamente tema demenziale, ma tema. No, mi sarebbe piaciuto parlare anche di come viene rappresentato il rapporto con la natura dal cinema, dal teatro, dall'arte. Qui ci voleva Bruni. Infatti qui ci sarebbe stato bene Bruni, il nostro amico critico cinematografico. Beh, abbiamo un po' perso, davvero, prima abbiamo fatto la gag, ma abbiamo un po' perso il contatto davvero con la natura. Nella natura avvengono automaticamente dei processi, il sole sorge e tramonta, i fiumi scorrono. Immagina che fosse il nostro Parlamento a dover organizzare il sorgere del sole allo scorrere dei fiumi. Non lo so, saremmo messi, cioè si vantano di efficientismo, ma non saremmo messi tanto bene. Avrebbero fermato la rotazione della Terra. Sarebbe già fermato. Il sole sarebbe a intermittenza. No, la cosa che mi ha colpito comunque della cinematografia in generale, a parte i documentari che si occupano, bellissimi, eccetera, ma nei film invece proprio recitati abbiamo un rapporto conflittuale quasi sempre, no? Non so, trappola nelle montagne rocciose, buio negli abissi, cioè succede sempre qualcosa, cioè un poveretto se ne va nel deserto, incontra un cattivo, incontra un deserto torrido e soffre. No, cioè la natura c'è anche un'altra cosa che mi fai venire in mente. No? Come ostacolo, mi fai venire in mente che quando succedono le tragedie tipo imperizia in montagna, dopo si dice montagna killer, la montagna è lì immobile e noi dobbiamo rispettare certi meccanismi, cioè se andiamo... No, non puoi sfidare la legge di gravità o altri meccanismi. Infatti, non la montagna o il mare.
Sì, vengono rappresentati queste Cioè, se situazioni noi disarmoniche. fossimo un po' più... coi piedi per terra. Ma non sarà che l'umiltà forse è la chiave di tutto? È importante, per me è importante anche quello. Cioè l'approccio umile con le cose, con la natura, con gli altri. Ma noi ormai pensiamo o vogliamo o ci raccontiamo di padroneggiare qualsiasi cosa, che non è mica così. Perché anche il progresso tecnologico, l'elettronica che ha sicuramente avvicinato le persone, no? Nella comunicazione, ecco. È chiaro che non è colpa dell'elettronica, cioè è colpa di chi ne fa uso, no? È l'uso che può essere sbagliato. È come prendersela col televisore se è una trasmissione brutta. Cioè, non c'entra il televisore. Può cambiare canale, no? In questo caso c'entreremo noi. Esatto, c'entreremo noi. Quindi voglio dire, secondo me viene un po' confusa questa cosa. Dai, allora, noi abbiamo cercato di comunicare a esseri umani che hanno parlato tra di loro, andiamo a vivere là fuori, che fuori dalla TV la vita continua. Andiamo ragazzi, dai. Vi salutiamo, alla prossima puntata. Maria Grazia, ciao. Ciao, Antonio. Ragazzi, qualcuno vuole un passaggio con la mia Ferrari? No, grazie. Io c'ho il furgone. Quindi Ciao. ce la lascio. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Whoa, woman, oh woman, don't treat me so mean. You're that old woman that I've seen.